avete finito di ridere, ora dite che siete pronti, perché Colombino mi ha detto che avete ancora da provare. Sì, ci sono delle battute tipiche alla paese. Veramente noi avremo da provare perché va di sempre. Sì, esattamente. Lui è Briglia. Sì, infatti, dovremmo provare io e Brighella. No, aspetta. Vabbè, forza, dai, proviamo. Adesso proveremo i due zanni che ci provano, che corteggiano la dama, ok? Sempre graziosi. Adesso andate, forza, prepariamoci. Signori, come ben sapete, la commedia dell'arte, la commedia delle maschere, è ambientata sempre in posti favolosi, fantastici, abitati da principi, principesse, magnifici, cavalieri, cavalieresse, cavaliere, non so quale famiglia, cavaliere. Ma tutti quanti legati da una cosa, l'amore. Quel mare burrascoso che ci prende e ci sconvolge, che confonde l'anima e i pensieri tra le onde del pensiero stesso. A questo amore noi non possiamo dire di no, neanche un servo e il proprio amico. Un tempo, adesso noi siamo soggiogati da internet, dai social, dai telefonini. Non è vero, bambino? Sì, ormai per corteggiare una donna mettiamo un like a una storia, quando un tempo osservavamo nella piazza il passo lascivo. Un tempo adesso commentiamo, ci vediamo. Allora invece gli uomini dovevano andare sotto la finestra di una dama e cantare una canzone d'amore, trovare le parole giuste. Quanto è difficile ora, no? Ma ovviamente noi maschi lo facciamo in maniera unica e le cose non vanno mai come vorremmo. Arlecchino e Brighella, ecco lui. Scegli. Oh, Briglia, le prego. Una dolce donzella mi ha scambiato uno sguardo licenzioso stamani al mercato. Ma io, a parlar bene, non sono stato educato. Arlecchino, tu hai fatto bene a venire da me e sono noto a parlare con le donne come un re. Te? Con quella faccia? Sì, perché cosa c'ha la faccia? No, per dire. Oh, te prego, mio caro e buon amico, aiutatemi a spiegare bene ciò che dico. E va bene, andiamo dalla donna. Ed è qui che inizia la trama. Oh, mia dolce Colombina, ve prego, aprite la finestra, ho da parlare. Ma veloce Odo, Arlecchino, non pensavo di vederti. E ora che gli dico? Dille, le vostre parole arrivano dritte al mio cuore, che è grande, e le vostre bocche sono piccole. Le vostre parole vengono al cuore, che è grande, mentre le vostre voci sono piccole. Come, scusa? Le labbra sono piccole. Ah, ecco. Ma venite più alla luce e non vi vedo. No, così ci si indovina bene. No, meglio così, ci si indovina la pena. Continua, dille. Io vedo un mantello nero e voi vedete, anche voi vedete un mantello nero. Invece io vedo una donna bianca e voi mi ricordate la luce.
In pratica una rottura di base. Continua, dite. Io vorrei conoscerti attraverso un bacio. Bravo, bravo. Desidero conoscerti con un bacio. Volete dunque un bacio? Ormai sì. Parlatemi. Mio amore. Beh, vado, e sì. Sì, bacio. No, sto scherzando, fermo. Cos'è? Poi un bacio, se non delle parole sussurrate all'orecchio o un segreto detto. Ma mi ricordate sempre le scene! Siete veramente dei disastranti! Ma cosa ci vuole di fare questo poche battute? Non è colpa mia, non posso ricordarti queste parole. Per giunta con la fame che tengo. Scusate. Colombina che invece senza Colombina. Come sempre. Scusate, la nostra Colombina soffre di narcolepsia istrionica. Ogni tanto sviene e si risveglia ripetendo sempre le stesse battute che faceva quando faceva una femme fatale francese. Ispettore! Ho finalmente la domanda! Sì. Pensa che sia così sciocca a dirle tutta la verità. No. Su forza. Mi togli, No, grazie. comandante! C'è tuo marito. No, non spari, la prego! Va bene. Scusate. Colombina, no. Mi dovete scusare! Troppo stress! Vai a riposare. Voi dove andate? Venite qui! Noi adesso proveremo la scena del cappotto, ma permettetemi ora di cambiare faccia e diventare qualcun altro. Buonasera, mi presento, io sono Pulcinella, sono la maschera più famosa di Napoli. Ci siete mai stati a Napoli? Dicono che chi ci va poi muore, e io lo amo. E io ci andrò a Napoli, scusate. Questa storia che stiamo a raccontare è la storia, uno sketch che è ambientato nella commedia Miseria e nobiltà di Edoardo Scarpetta. Ovviamente le storie cambiano perché qua siamo maschere e noi che siamo tutti e mai nessuno abbiamo deciso di cambiare la nostra parola. Edoardo Scarpetta viene chiamato l'ultima maschera della commedia dell'arte e in questa commedia non ci siamo noi e noi comunque ci siamo entrati come quando in pizzeria mi offrono gli altri e in questa commedia ci siamo io, Pulcinella, Arlecchino e Brighello, che viviamo in una casa con una sola stanza, tutti e tre insieme, e una sola sedia, e una noce a pranzo, e una noce a cena per tutti e tre. In pratica moriamo di fame. Ma che vi dico? Ve la volete che ve la racconti o volete che ve la mostri? Ve la mostro. Brighello. Pulcinella, non urlar così. Poi che succede? Tengo un mal di pancia. E che non Niente, appunto. appunto di questo ne volevo parlare. Ecco, adesso prendi questo e vai dallo sciacquettiere qua sotto la piazza. Ok? A chi? Allo sciacquettiere, il guazzapoglio, il salumiere. Ah, sì. E
porti questo ti dici, già no. In cambio voglio 4 kg di pasta. Mi raccomando che sia fine, altrimenti io non la digerisco. Te, Pulcinella, come la fame che tieni? Digerisci pure le corde di contrabbasso. Poi, oltre alla pasta, ci vuole il sugo. A me prendi 6 kg di pomodoro. Mi raccomando, a me piace bella corposa. E che il pomodoro sia bello maturo. A me non piace. Se vedi soltanto 3 macchie verdi del pomodoro, desisti. Hai capito? Poi insomma il sugo va fatto con la salsiccia. Ora vedi che ti faccio la salsiccia. Non farti dare quella sandiglia, quella vecchia, te la vai fare davanti. Tu la prendi, lui la prende da te, c'ha la macchina e va fruttata, 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 fruttata. E te la fai. Se non la fa così, desiste. Poi per non rimanere a bocca asciutta facciamo un paio di uova, una per te, una per me, una per te, una per me e una per il primo. Mi raccomando che le uova siano fresche, a me se no non sento il sapore. Tu prendi le uova, ti metti davanti a lui, no, proprio le uova e fai così. Se sono fresche, le prendi, altrimenti Desisto. tu le uova le mangi. Se me le devo mangiare. Le uova vanno fatte con la mozzarella, la mozzarella, tante uova. Bambina, ti piace la mozzarella? Sì. Brava bambina! Apri la mozzarella e mi raccomando che sia buona, chiavessa, non da morire. Tu la prendi con 2 mani, schiacci, esce una lacrima di latte. E subito un'altra lacrima di latte. E subito un'altra lacrima di latte. E subito un'altra lacrima. La prendi, altrimenti Desisto. Poi per rimanere con l'acqua non basta, un bel pranzo ci vuole il vino, vai dall'altro sciacquettiere e prendi un vino di Gragnano, mi raccomando che sia frizzante, tu lo prendi il bicchiere, fai se è frizzante lo prendi, altrimenti Desisto. poi guardando passo dal tabaccaio, ma io la prendo quello che ti rimane, come mi porti anche questo. Lo prendi e dici, voglio 3 sì, uno per me, uno per te e uno per Miguel. E facciamo la festa, capito? Sì, senti un po', Pulcinella. Dimmi. Ma che è? Capote Napoleone.